Bene, quest'anno chiudiamo il progetto Generazione 2026 Milano-Cortina con 2 eventi importanti: a Treviso al Teatro Comunale e a Cortina al Museo delle Regole. Nella specie a Cortina faremo il congresso internazionale della FIX, dove i delegati di tutto il mondo eleggeranno il presidente, e oltre a questo poi ci sarà anche una visita agli impianti sportivi, e oltre agli impianti sportivi delle Olimpiadi faremo anche una visita nelle bellezze delle nostre Dolomiti, e anche ci saranno delle tappe enogastronomiche in modo tale da poter far pregustare ai delegati la cucina tipica bellunese. È un evento di carattere internazionale che sempre di più ci sta avvicinando al grande appuntamento del 2026. 10.000 studenti da Treviso e da Belluno. I ragazzi bellunesi poi tra l'altro hanno vinto le medaglie all'Arena di Milano, e questo è un motivo ancora di orgoglio rispetto ai trevigiani. Quindi l'appuntamento per il prossimo anno con la sfida tra Treviso e Belluno: quali saranno i ragazzi migliori.